Mandati a far la guerra a un nemico senza nome. Poco cibo, molta grappa e le scarpe di cartone. I nostri bisnonni sopra l'altopiano. Gente di Gallura, Baronia, Campidano. Sono gente di campagna, abituati alla montagna. Mai passato il mare, mai usciti di Sardegna. Non sanno dove stanno, né perché lo fanno. Son sull'altopiano già da più di un anno. La guerra nel fango non la fa la bella società. I comandanti sfruttano la loro abilità. Perché sono furibondi nel combattimento. Li mettono tutti insieme nel sardo reggimento. Forza Vari, per salvarsi la pelle, la brigata dei sardi attacca e si difende. il generale che li manda allo sbaraglio urla Savoia. I soldati lo frastimano sperando che muoia. Di grande recurso chi olintis a guerra. Salvava ragenti a cabe su terra. Morinti soldati e pure urgenti innocenti. Sa guerra è grande affare, ciò li paga tu comprendi. 1919 non lo sai, mandati a Torino a sparare agli operai. Li comandava il generale Sanna, che di contata custa cazzata manna. Diceva qui lo sciopero lo fanno i signori. In questa città è pieno di ricconi. Ai nostri bisnonni, contadini e pastori, il generale disse di sparare e farli fuori. Ma a Torino c'è Antonio Granci da Ales e Cristione Sordaus, commenti fradis e frades. Impari con un altro sardo spiega da sta situazioni. Spacciata sta cazzata, lo sciopero dei signori. Dalla stessa stazione dove erano arrivati riparte la brigata dei sardi ammutinati ad un ordine infame, perché ora hanno coscienza la grande differenza tra ignoranza e conoscenza. Di grande recurso chi olintis a guerra. Salvava ragenti a cabe su terra. Morinti soldati e pure urgenti innocenti. Sa guerra è grande affare, ciò li paga tu comprendi. Berlino cambia la storia, finisce la guerra fredda e la leva obbligatoria. Puoi non fare il militare se non ti piace, oppure puoi partire per missioni di pace. In Afghanistan ci stanno i taliban e allora c'è bisogno dei reparti italiani. Ma non capisci perché non c'è la stessa premura per la feroce dittatura che c'è ora in Honduras. Le missioni di pace con i bombardieri, mitra, carri armati, reparti speciali. Decine di migliaia i morti civili, famiglie, donne, vecchi, bambini. e si porta questa pace e in cambio si prende un governo che sia amico dell'Occidente.